Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo dell'ITS Academy Agroalimentare Veneto e lo facciamo con Berton Marina, che è responsabile dell'orientamento e della comunicazione proprio dell'ITS Academy. Marina, buongiorno. Per gli ascoltatori, se qualcuno non conoscesse la vostra realtà, di che cosa si occupa l'ITS Academy? Allora, le ITS Academy in generale sono fondazioni, sono costituite come fondazioni. In Italia ce ne sono 130, 8 nel Veneto. Offrono corsi di alta formazione post diploma. Cosa vuol dire? Che per accedere, avere un diploma di maturità, e sono corsi che durano 2 anni. Nel nostro caso ci occupiamo del settore agroalimentare e abbiamo 6 sedi in tutto il Veneto e i nostri corsi offrono una specializzazione che va dalle produzioni biologiche al marketing agri-food, alle trasformazioni agroalimentari, alla qualità e sicurezza, alle produzioni tipiche e locali. I corsi sono strutturati in 1800 ore, Quindi un bel numero di ore. il numero di ore, ma la metà di queste ore si svolge in azienda, Sì, quindi è molto professionalizzante e pratico. molto professionalizzante. Le ITS Academy in Italia nascono più di 12 anni fa e sono state create perché? Perché ne mancava proprio un percorso che potesse introdurre i giovani velocemente nel mondo del lavoro. E in quali aree? Le aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico del paese. Stiamo andando incontro all'estate, però guardando anche al futuro, guardando al prossimo anno accademico, quindi le attività in programma quali sono? Noi apriamo le selezioni in luglio. Le iscrizioni sono già aperte e chiudono il 13 di luglio. Le selezioni per tutti i corsi si svolgeranno tra il 19 e il 21 luglio. Superata la selezione, i corsi partono ad ottobre. Nel frattempo ci sono degli open day prima della fine della chiusura delle iscrizioni del 13 luglio.